Borse, realizzato in collaborazione con il Sussidiario. Radio Libertà, in collaborazione con il Sussidiario TV, presenta la chiusura delle borse di oggi. Buonasera, bentrovati. Vediamo gli aggiornamenti in questo venerdì 27 marzo. Partiamo proprio da Wall Street, oltreoceano. L'andamento è negativo per Standard & Poor's, meno 0,97% e una quota punti di 6.414, 45.476 è la quota punti per Dow Jones e anche in questo caso la percentuale rossa negativa, meno 1,05%, meno 1,15% per Nasdaq con una quota di 23.315, Russell 2000-2400 65,7, meno 1,11%. Vediamo il VIX, l'indice della volatilità 29,59, la percentuale per l'indice della paura è 7,87%, percentuale in verde. Valutario, spostiamoci a vedere il dollaro, 100,06 euro dollaro, 1,15132 il cambio sterlina dollaro. Materie prime, situazione differente rispetto agli altri giorni, partiamo dall'oro, 4.500. Radio Libertà, in collaborazione con il Sussidiario TV, presenta la chiusura delle borse di oggi. Buonasera, bentrovati. Vediamo gli aggiornamenti in questo venerdì 27 marzo. Partiamo proprio da Wall Street, oltreoceano. L'andamento è negativo per Standard & Poor's, meno 0,97% e una quota punti di 6.414, 45.476 è la quota punti per Dow Jones e anche in questo caso la percentuale rossa negativa, meno 1,05%, meno 1,15% per Nasdaq con una quota di 23.315, Russell 2000-2400 65,7, meno 1,11%. Vediamo il VIX, l'indice della volatilità 29,59, la percentuale per l'indice della paura è 7,87%, percentuale in verde. Valutario, spostiamoci a vedere il dollaro, 100,06 euro dollaro, 1,15132 il cambio sterlina dollaro. Materie prime, situazione differente rispetto agli altri giorni, partiamo dall'oro, 4.521 dollari all'oncia, continua a crescere, positiva la situazione anche per il petrolio, 98 i dollari al barile. Titoli di Stato, BTP Bund 96,850. Vediamo insieme le criptovalute, partiamo dai bitcoin, 65.901 dollari, 1.984 sono invece i dollari per Ethereum. Sono le 17.31, si sono concluse quindi da un minuto le contrattazioni in piazza affari. Vediamo questo venerdì 27 marzo per quanto concerne l'Eurozona che cosa ci dice. Partiamo proprio dall'indice di casa nostra, intanto tutti chiudono in terreno negativo, meno 0,72%, piazza affari 43.386 la quota, 7.701 la quota punti, così chiude il mercato francese con una percentuale del meno 0,87%. Vediamo il mercato spagnolo che chiude così, 16.837 la quota punti, meno 0,74 la percentuale, meno 1,32% per il mercato tedesco, 22.315 la quota punti per il DAX. Spostiamoci in Inghilterra, ok 100, 9.964, questa è la quota punti di chiusura per la giornata odierna, meno 0,08%. Infine salutiamoci vedendo lo Stoxx 50 che ci racconta i 50 principali titoli europei, ci dà quindi un'indicazione, un giusto indizio rispetto a quello che è l'andamento di giornata. Ci dice questo, chiude in modo negativo, meno 1,05% e con una quota punti di 5.507. E questi erano gli aggiornamenti, io vi ringrazio e vi auguro un buon proseguimento di serata. Avete ascoltato La chiusura delle borse, realizzato in collaborazione con il Sussidiario.